Piastre accese e ingredienti segreti accuratamente preparati. A Jesolo è tempo di sfida per la quarta edizione del miglior club sandwich di Jesolo, contest ideato dall'imprenditore della ristorazione Gianfranco Moro. Nella giornata di oggi a scendere in gara sono stati i cuochi e snacchisti delle prime due categorie in gioco, da una parte i chioschi e dall'altra i locali, rappresentati da bar, pub, ristoranti e pizzerie, tutte realtà che hanno il club a menù. Le regole sono semplici, tutti gli iscritti sono tenuti a realizzare un club sandwich tradizionale sulla base della ricetta originale e poi uno creativo dove tutto è permesso. A valutare le creazioni sono quindi oltre una cinquantina di giudici sensoriali, appositamente formati, che compileranno una minuziosa lista di indicatori tra cui la scelta degli ingredienti, l'aspetto visivo, quello olfattivo, il gusto e fino ad arrivare alla precisione del taglio, che quest'anno avrà un suo premio dedicato per la prima volta. La seconda parte del contest riguarderà invece gli hotel, nella sfida prevista per giovedì 20 luglio, giornata che vedrà anche la premiazione finale in una serata all'Almar Jesolo Resort Spa. I premi andranno ai 3 migliori club sandwich tradizionali e ai 3 migliori creativi, uno per categoria, ma non è tutto perché verrà attribuito anche un riconoscimento al club sandwich con il miglior taglio, uno alla creazione che meglio si abbina all'Aperol Spritz e uno al club che maggiormente si avvicina alla dieta mediterranea, scelto dalla chef ambasciatrice della dieta mediterranea Italia di riferimento Marinella Fagarazzi.